Ines Bataille, che cantava le villotte veneziane. Le ho chiesto di registrarle e ne ho registrato una trentina. Prese le registrazioni, le ho date a un amico, un ex corista del Marmolada ancora degli anni 50, era un ingegnere ma anche la musica la masticava bene, e le ha trascritte su carta. E noi, come edizioni Cordo Marmolada, l'abbiamo pubblicato nel 2015, è un libro, abbiamo ancora, mi sembra vero, qualche copia ce l'abbiamo, e si intitola Sia benedetti i ricamadori, è il titolo di un canto, del primo canto, che poi forse è il canto più bello, e qui ci sono una trentina di villotte veneziane. Bene, io mi trovate il promemoria dove poter reperire questi 3 libri, che sono in formato PDF, ripeto, scaricabili, consultabili, potete stampare, non dovete fare un uso commerciale, questo mi sembra il minimo. Io non avrei altro da dire, se c'è qualche domanda. C'è qualche domanda? Sicuri? Va bene, di tanti... c'è una domanda, sì. Si può dire qualcosa di più per la trascrizione del veneziano? Chiedono la trascrizione del veneziano. Trascrizione. La vera. Sì, no, i libri sono il testo di tutto il libro, i testi di cose, è la copia dei libri originali, soltanto che invece di essere nell'edizione la copia dell'800, con questo programma particolare, ed è su caratteri normali. Ecco, i testi sono in veneziano, e alcune parole sono sconosciute e quindi ho dovuto andare a cercarle sul Boerio, certe le ho trovate, altre no, proprio no, sul Boerio e anche su un altro vocabolario. Però ci sono diciamo, vengono spiegate, questo anche per uno che non è comunque il veneziano è abbastanza comprensibile. Benissimo, sì. Di questi 800 canti, di quanti sappiamo la musica alla fine? La musica, quello che ti ho chiesto prima anch'io, la musica. Le musiche sono state trascritte solo appunto da Luisa Ronchini. Ci sono 2 libri che si trovano, penso, ancora nelle librerie di Ronchini, e poi una trentina di canti li abbiamo pubblicati noi, e se vi interessa ve li possiamo spedire, costa 10 euro con la spedizione compresa. Ecco. Altre domande? Va bene, allora di tante cose di cui parla Foscarini abbiamo forse anche parlato qua in passato, no? Foscarini, la festa delle Marie, il supplizio Bragadin, sono tutti l'arrivo di Enrico III di Valois, sono tutti avvenimenti, forse di quest'ultimo non ne abbiamo parlato, magari prima o poi Enrico III di Valois, sì, dalla Polonia di passaggio per andare a prendere il trono, sì, sono avvenimenti molto belli di storia veneziana, magari prima o poi ne parleremo qua, cioè hai dato dei buoni spunti. Va bene, allora vi ricordo appunto che il 2 non ci sarà nulla, ci troviamo il 9 per ascoltare la testimonianza di Armando Danella sul Mose, quindi una cosa di grande attualità. Grazie a tutti e unitevi a noi per un cicchetto, va bene? Ciao, grazie.